Sì, perché adesso siamo tutti fratelli degli americani. Oh, aspetta, dei russi. Bene, intanto degli americani. Dopo, se occorre, cambieremo bandiera. Noi altri italiani a far questo siamo maestri. Caro amico Trump, noi altri al muro lo faremo solo dallo schifo. Cosita che in dismenti li venirà via a rubarsi dei calori per pisarsi il fuoco. Ma anche se siamo come gli americani, stasera usiamo i nostri metodi. Quindi niente sedia elettrica, ma il fuoco a Wanagea Schivanea, yes, bless, alright. E così, in pieno stile americano, stasera qua a Punsan, con tanta fatica e massa resistenze, ai nostri gusti, arriveremo a processare Siora via Loca in descondiò. A speranza che questa sola qua sia l'ultima della serie di streghe, de poco de bon, de arpie, che ga cerca e cerca di devastare il nostro paese, la nostra gente, le nostre terre e le nostre tradizioni, rischiando di rovinarli a testa partiti ai nostri posateri. Anche e soprattutto perché in sto paese, a Wanagea Schivanea, bisogna che tutti per prima cosa si ricordi che qua a leggere è sempre de più come dicevano gli altri. E adesso però presentiamo la corte. Yes, bless, a Wanagea Schivanea, stavolta siamo partiti come l'americana, che sia una roba seria. No, niente americanare qua. E il problema è che non volevo mia che ne capitasse per Don Roberto, che quando che faceva messa il momento di scambiarsi un segno di pace, che aveva fatto una gran bella roba, che coinvolgeva tutti, e veniva solidarietà, e che diceva le persone possibili. Dopo, che si fa la lettera di un beccanotto di fare i piani che ricordava che sia un cardinale del Caradoro del Vaticano che ha scritto c'ha nel mondo che non si può più vedere solo dall'altare stringe le mani che mi messa i soliti vas avanti in quel santo. Dal dente del can e da chi tiene massa rosario in mano. Chi va avanti fanno strada e stringi mai che te poi che te facevo un momento e se per caso che rompe ancora e toi mandi pur qua sopra che devo una scaldatina di fuoco è sempre pronto. Lo sentiamo se signore. E siccome si è accomodato io ripresenteremo proprio come americani.
americani. Yes, bless, all right. Alla vostra destra, il re degli avvocati, penalisti, civilisti, equilibristi, scafisti, no, questo sì, l'uomo dalla vittoria facile, dalla sconfitta difficile. Stiamo parlando della pubblica accusa che non va mai in pensione, in barba ai nove leggi del governo, sua magistratura, signore e signori, e conte Protasio Squacetti. E alla vostra sinistra, il più grande degli avvocati difensori, meglio dei Bonucci, Barzagli e Chiellini messi insieme, De Baresi, Galli e Tassotti, De Zenga, Ferri e Berti, che si sta specializzando come estremo operatore ecologico a tempo perso. Perché, per colpa di Asinte Barbara che avevo anche noi altri, scoasse in tre strade invece che sempre manco, che ne c'è sempre dei bimbi, a difendere la signora Via Locke che studiò, l'unico inevitabile Barone Gervasio Mania Particole. Ed ora loro, la corte più stramba di sta terra, scomissiando da quello che arriverà, intanto partite dopo quella arriverà. Scomissiando da quello che negaviste di tutti i coeoni, l'uomo dell'arcobaleno, che si sta specializzando nei divorzi delle unioni civili, sia maschili che femminili. Notissimo alle cronache rosa della vecchia fattoria IAO, l'avvocato Canzio Petapeozzi. E alla destra del nostro giudice, il più attento verbalista che la magistratura possa vantare, chiamato a registrare i principali processi del nostro paese, a cui è stato dato l'incarico di segretare i verbali di chi ha ucciso l'uomo ragno, di chi ha fatto sparire i Pokémon, santo uomo comunque sia, e anche quelli del rapimento dell'Apple Can. L'uomo che sta a base, il segretario verbalizzante, professor Diego Maria Leolo. E a completare il trio delle meraviglie, perché i dice che tra le ore che ne ha combinato a passua, un giudice diventato un esempio per i suoi numerosi iscritti sui più importanti casi mai risolti. A partire dalla scomparsa del Borsai di Sant'Antonio, senza svintegarsi dell'ipotetico attentato alla Dea Calvisera, e finire con l'indagine sull'autore seriale dei scoresi che mese della prima comunione. Il giudice, per antonomasia, tenuto di palazzo lingua quando pega il microfono in mano, che pare su sentenza. L'arciduca Amicare Daia Cavalli. E adesso, a scrivanea, prima di partire a baccioiare, a sbelegarlo, ne ha speranza che non succeda un repetò, ascoltiamo sta canzone, dando che voce al menestrello più bravo e più bello del paesello. Che so appassionato, so io che sia un problema e mi fa più bene, cosa dir vero, con so palernos quasi merlengo.
una stareccia nella città. Brutta vecchia, cosa da mangiare gli occhi, senti che scusa, come respiro di me, non ti affa, non ti affasso, me se sesto me go, brutta vecchia, me viene voglia di bruciare sta vecchia sul paglion, e mi testo te brucio il capanon, e poi dopo te brucio sul paglion, e poi dopo te brucio sul paglion, la vecchia, cosa gratto da mangiare ai miei occhi, senti che scusa, come respiro di me, come respiro, non che fa, non ti appo, non ti appasso, e se sei nel stomaco, brutta vecchia, me viene voglia di bruciare sta vecchia sul paio. Bravissimo, non volendo tirarla tanto lunga come a gran galà dello sport, adesso è proprio ora di staccare, perché la gente non vuol più aspettare. Signore e signori, buon divertimento, yes, bless, awareness. Ferma tutto, ferma. Ho detto che non ferma, non è ma vediamo. Funziona? Ferma tutto. Allora, qua l'uomo arriva, mi vorrei sapere cose che mi succedono. Vorrei sapere cose che mi succedono. Fermo qua, qui la lettera. La lettera? Oh mamma mia. Ospedale San Leonardo. Il signor Canzio Petapeocci. Ufficialmente cascato Siano, ma qui si dice cascato dal 7° piano andando a trovare una moglie filifraga, si è rotto la tibia, ricoverato in ospedale, ha subito un'operazione di 73 ore. 73 ore. Perché tra portantini, infermieri e 28 medici chirurghi di Moena Battano, tutti connotati, dopo si arriva al 19° medico chirurgo Scapolo, forse chissà che, dove l'infermiere è operato, non può presentarsi non tanto per la struttura, ma perché come fatto agli occhi. Se no, il signor giudice posso farlo io. Perché? Perché mi seria un video Petapeocci, seria il Germante Canzio, sì, su Germante. Su Germante Canzio? Sì. Ma qua che ha fatto il presentatore? Ma ai tempi del crisi, quando è Ma presentatore. dove sei che ti fa questo mestiere qua? Sui sogni del posto. Bene, è ora fa prepararsi. E nel frattempo entri, ma mi messo qui. E nel frattempo entrino i boia e accompagnino l'imputata qua davanti.
ma stavolta massa poco. E capiscono, mostra una roba che a legge qua, ha sempre solo come che dicevano gli altri. Un avviso il solito per questioni per suo ranga non ero qua. Stasera non Stefano e viene divertito qui. Non stiamo a far porcare, non stiamo a far appassionare, siamo tutti combinati. Va bene. Prego. Lascio subito la parola all'esimio Squarcetti. Un attimo, signor giudice, mi scusi, ma siccome mi non voglio fare scarabocci e potacci, scriva roba che non va bene, vi raccomando per farmi capire cosa che vada scritto. Che non succeda come il concerto del Madego che organizzato all'interno, dove si capisce da Vicenza del Marcavecchio a figlia del capitano del capitello. Nessuno non capisce niente. Ma qui a non fare i furbi, perché fora che dei gendarmi delle interforze comunali che si pronti a mettermi in castigo insieme al palco dei comuni da Cesita Mortuaria del cimitero del Consal, Alfredo e Algero, magari in compagnia della mia nutria, visto che se ne va solo a Postioma, e anche del cervo avvistato in Marchea, che magari è stato messo in treccia perché nessuno lo capisce. Ben capito, stasera, siccome lo farete, siamo qua tanto per sbagliarsi, come vi piace avere di dopo. Oh, menenci, se meglio che lavoriamo, che a Cesana però è grande di lavorarne. Precisazioni necessarie. Concordo e che sotto anche. Avvocati, specialmente Brattilò, siamo a posto con i tipi di studio? Cosa? Se mi vengono iscritti all'albo tornato, che non succeda come il ministro dell'istruzione, a signora Fedeli, in teoria laureati in scienze sociali, ma in teoria. Peccato che in pratica il corso di laurea è partito dall'autonomia e si è diplomato come assistente sociale nel 1971. Pensa, se il ministro dell'istruzione lo faceva la nostra Gina, quella del comune che va per casa, forse sarebbe stato meglio. A galleria, dico verità senza urtare i sentimenti di nessuno. E mi concordo che se gli urtarmi è da valere. Basta tirare la parole, che dopo succede i disastri delle prescrizioni, quelli di Torino e che disastri. Avvocato, tu accetti la parola a lei. Grazie, signor giudice, ieri anche ora. Prima di iniziare bisogna anche avere una precisazione. Senti, magna partito è, mi dice in giro che dopo la posta di che altro anno te varesti ritirare. Ho sentito anche qui come a Boschi, che perdiamo il referendum smetto con la politica. E invece, il government è in grado di carrega. Se vede che va a sfondare le cose di sopare in banca di Puglia a careghetta, pagherò ancora. Senti, Luciabettine, anche a me mi aveva detto che te stavi in casa, perché gira a voce che te porti sfiga, piderei sì. Sì, dite che era detto, anzi, pensi che era detto a Tsipras, te appoggio il tuo governo. E in Grecia si andava a lottare a Cameron e gli ha detto va dritto, va avanti contro la Brexit. Successo tutto il contrario e Cameron si è da casa. E che ha detto a il Maria Piazzetta che sì. Ha perso il brutto. E peso. Deve andare Olimpiadi. E chi che se ne starà? Abbiamo vinto la medaglia. E dopo il Gazzapana suonata al referendum e la Gazzapana l'ha portata a casa e parea che te facessi compagno anche a te. Oh, faccio politica internazionale, ma credi di incantarmi amico? Ma fa no, vediamo se te la prove o solo schitti da portare in toia. Vediamo. Guarda che il cinema sia paese o televisione sia, qua si fa dell'altro. Che non sia come il Senato, che dopo il referendum in abilità ha riscampato pericolo, con sobrietà però. Ma in abilità. Come qui del canale,
Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, gran parole ciò, che dopo tanta tensione per il referendum si è sentito il dovere di fare festa, ma festa granada, anche perché fa niente un po', fa niente domani, negli ultimi 15 anni i gacciapanna montagna e skate si fanno una proposta al governo, i gas soltanto scalare. Adesso basta ragazzi. Penso al solito, tu accetti Gaio o non hai che cosa da dire? Guarda, signor Giudice, non mi perdo in palloni e vi metto tutti subito in carreggiata. Caro magna particole. Carreggiata. Caro magna particole. A mossa te passo. Volgare. Questa qua, sta vecchia qua, ha dei innominabili da femmina, da sempre dispettosa, peso della cavara. Ha 2 anni che ha avuto benzina sul fuoco e dei tutti che dicono no, che ha dell'aga fa con testa. E i risultati, se vede, in sto paese non si risolve niente. Devi sia inviare carte e controlli. In via Morganea i gascava 400.000 cubi in vide Zara, in barba a tutto e a tutti. E ancora a registrare tutte che scoate che in giro per il paese, andando verso il previso del disastro. E dopo il centro sportivo quel piscine si fermo da 4 anni, anche se adesso para via per il posto se non vede. Te me pare un musetto appena che va fuori dall'acqua, vero? E te anche tuttavia prima adesso maiava che ti sei rimasta da Porseni, visto che siamo in tema scolasse. Ti caro mio, te la avere la tua su un paracaro, o te che fa comodo di così per altri affari. Ma voglio dirle che sarebbe colpa della signora Mazzara portare via in più. Che colpa ha una signora piena di problemi? Ma chi gatto da sponda? E dopo se squadra cavaria queste colpe? Ma cavaria anche al merito, anche il nostro comune è sempre tra i meglio per smaltimento, va differenziata. O sento come il sindaco di Roma, che aveva massa frigoriferi buttati per le strade, e dopo dice che se ne congiura. Santo cosa che ho a dirte? Va confessate da un prete muto qua perfetto assorda, chissà chi ti assolve il mancato. Senti, magna particole, fa tu cosa che ti dico. Rintintin, ma non dire un cane! Senti squacettini, le calze vero talmente magro che sono venuto a sapere che i dottori te ordina all'ossione al lato che te va a fare vita a Michele Trabier. Pensa che slippero che te ha in testa. Le devo chiamare. No, io parlavo di altri, io dottor Sì. non mi ha parlato di altri. Che ho sentito, dottor? Non era Ma è una della te. Aspetta che vado, chi che sei. Allora, come al solito, non cosa campo, mi lo capisco ti devo, e vado avanti che non lo cambi a te. Aspetta che vado, guardi che sei che così vado, però di loro non puoi carità, sta la troppa. Aspetta che guardiamo, aspetta, a Formero, passare a Formero, a questo rapido la lì, e giù per carità. Pronto? Sì? Ah, ciao Teresa, dite sì. Dimmi cosa hai? Te sta molto bene. Ora? Te gastisciamo. Sì. Esatto perché? Ah, non ne sa perché? Poi insiste quei banane. Per cui puoi venire a
camminando sul corridoio, tanto che sentive bene. Se Dio rendermi ridicoli, se davanti così che fuochi in far parte della Brexit, guardate, manca poco per dire no remai ma lì, ora da qua. Asia volta buona che è venuta meno senza incentivo prima ancora che capiti di mande via e poi la fondazione Casamarca. A proposito del Treviso, ma Nina, tu visto che roba? Prima i Selagna perché Goldino non fa più mostri danno altri, dopo fai mostri di Selagna perché fa pochi affari e dopo la maggior parte dei commercianti i Selagni di Santo Stefano. Per fortuna che a Ponzano esiste l'imposta del soggiorno e adesso deve darà che robe per il turismo. Guarda, intanto siamo contenti che i schemi a parrocchia del Paderno si saltai fuori. E se tutti là è sopposto, alcuni arrivati fuori e così a poco. Però adesso vedremo si resta dalla parrocchia del Paderno o si passa in caglierone della collaborazione pastorale, parrocchiale. Anche perché quei 9 leggi ambientali che dice adesso non si può neanche dare a carta, strasse, ossi e ferroveggio, come si faceva una volta. Visto che disgrazia patate parrocchie che tirava su qualche scritto per mandare avanti le attività parrocchiali. A parte che bisogna trovare chi che va a ferroveggio, perché a Giappone se buoni tutti. Comunque noi altri, pare al momento, siamo fortunati, abbiamo il tesoretto in banca. A proposito di tesoretti in banca, sempre parlando di banche, rispetto a quello che ho detto l'anno passato, non mi sentiva passare se avevo ancora un rumegone che mi basta. Qua in mina noi a paparsi a fare i sugli, a sedionare sempre ma sempre peso. Poi disgraziai di merito banca, una squea di evasione anche buoni da scorrese. Per il monte dei paschi 20 miliardi dei nostri schemi e vietato sapere chi chiese 100 signori che sembra 10 miliardi dei debiti con l'istituto. Ma mi dicevo che cosa che c'entra quel processo? Le scandere o fregare e fate tutti il vostro mestiere perché mi pare che siamo in completo disarmo. Ma disarmo, ma gli partito quello. Con la sensazione, tu vedi che stavolta te porti a casa a bella azione via cacca. No, signor giudice, proprio no. A fiora pialò mi nascondiamo, a te là, perché tu merita tutto. Solo pensarmi cosa cagà combinarmi viene il rume come. E dopo, che ha detto da, il video fatto, con Cornelio del coglione. Una delle teste batterie che gira per questo. Dentro e fuori dalla galera, ora come ora, alla macchia. Sapevo perché? Tu sai, carabinieri, lo gabecca, che robava i 10 coni. Gli chiedendo ai Dio, finché mi veniva in via Pilotto, che ieri era serata, fa il traffico. E poi per un aereo, ora che monte la camionetta, che te mette ancora, che te ferma a mangiare un gelato da giatteria a parlare che una mano fuori. Cornelio, che spario! Dove era? Volta averlo del Ma cosa di tu? Quello è un bandito del nome del fatto, la assà sua senza schei, portandomi via anche l'ultima sorpresa che gli era piccata in Caneva e dopo 2 giorni che gli era sparito, gli era tagliata luce, acqua e gas. E di Dio l'ufficiale giudiziario questo che ha pignorato a casa. Ma cosa vuoi che c'entra con un tangalo del genere? Buonasera signori carissimi, buonasera signora Conte, in presenza sono Gian Maria Squaretta, l'architetto preposto al soglio pontificio. Noto con molto interesse che siete riusciti a salvare il banchetto del Consiglio Comunale Storico di Ponzano, quello che se non sbaglio avveniva nel centro sociale di via Piopper. Siete stati molto bravi a sottrarre questo pezzo di storia a quei bifolchi dei calciatori del Ponzano. Bravi, Ma cosa bravi, fai qua? Ma magari già per fare, si sente ma cosa che adesso è preso da te?
Caro di tutto, ma cosa dici tu? Squaretta o squarassa? Fora squadra si altro che. Guarda che mi sono giudice con G triuscola, neanche maiuscola. Ma giudice, ma non si rende conto? Ma guardi che prospettiva seicentesca tra un SUV e una pandina 4x4, questo profumo di idrocarburi che esce dai copertoni fumanti. E la prospettiva mitica in piazza Aldo Moro, qui in mezzo alle auto. Ma se scuole per l'architettura, cosa mi hai insegnato? Oltre a mangiare gli schemi, i vostri pari. Va bene, basta. Vorrà dire che rinuncerò all'educazione e all'arte per voi e per la vostra corte. Mi siedo per fare il mio lavoro. Guardi che mi viene un colpo nervoso, Magari da testimoniare o si viene qua a far cosa? Sono qui per fare il perito di parte, sai? I boia se devo dire che qua alla signora, ma lo dice d'altronde che striscia la notizia. Quando si va in tribunale, si va dentro e si va fuori come cavolo si parla. E guarda che mi sono qua per il vostro bene, perché Via Piove è un grande futuro per Bolzano. Mi creda, e non è materia di questo processo. Basta di cui! Aiuto! E procede in questa dimostrazione, ma niente camminare da scorletta qua, niente da fare. È il verde. Se non vede a porta, È il verde, vero? Caro giudice, che la mia camminata è perfetta per il progetto che è stato realizzato. Una pedonalizzazione morbida, con un nuovo arredo urbano, perché adesso, con i soldi del turismo, con l'efficienza di un sacco di amministrazioni comunali, finalmente avremo un futuro roseo per questo comune grazie all'assetto nuovo di Via Piove. Un lustro meglio di Pompei, meta di visite culturali, dove potremo ammirare tutte le rovine presenti nel nostro comune. Signor giudice, ho un'altra rivelazione da farvi. Bolzano sarà dichiarata patrimonio dell'umanità secondo l'UNESCO. Ribadito infatti che secondo le rovine che abbiamo sul nostro territorio siamo sicuramente nella lista dei primi. E qui questa sera farò il poco. Ho qui la lista dei primi 5. Atene, come si sa, è la prima, col Partenone e tutta la sua guardia. Attenzione, noi siamo secondi! Roma terza, quarto Porsengo. Ma quando te metti sì tu porco can, Porsengo cosa? Io porto fatti e dati. Avevo Via Piove, in Via Piove abbiamo il bar sport. Un tempo di mora del grande Manacco, autentico ras milanista. La leggenda narra che ospitò il grande mitico numero 9, Van Basten, con l'olio del santo nella stanzetta quella dietro al banco delle ville. Gran uomo, ci ha portato tutti all'asilo. E guai a chi non sapeva la formazione del Milan, perché quella c'è la strada, a piedi, mi diceva. Ma
ce ne sono ancora di cose sensazionali in questa via di Abbione. Abbiamo ancora in funzione una mitica stanzetta dell'800 con un guaritore miracoloso, l'iridologo, che te guarda pian pian con la lente sull'occhio e dopo te dà una branca di foraio come macchine e te guarisci subito. Però, ma ti l'ha provato? Io ho provato un suo sito dell'amore. Mi sono addormentato e mi sono risvegliato in un posto vestito da Don Remigio. Ho finito con le dichiarazioni, vi saluto. Mamma mia, che turpiloquio, che robe, però così, guarda, un attimo, cosa è successo? Proprio questo tavolo. Sotto le erbe sempre piante, sue strade, sui incroci, sempre piccardeico e vai per aria, di autovello senza il mestiero che fai fotografie e a paio si pronta. Ovidio, guarda che sì, a pianta organica del comune che si è bloccata. Non è che possa far tanto, tu te credi, ma il comune può far poco e i scherzi è sempre manco. Anche se adesso il governo che gassa lì anno e basta. Case nuove pochi, zone industriali colpite qualche capannone sarà, ma piena di squassi. E i scherzi di posto di soggiorno? Non l'ho capito. Non capivo che se guarda non sei mezzo come zioma, non sei contenti. Non sei buoni stessi a pedaccio. Parlo siccome tu parenti lì, dico! Anche a voce di successo. Parlo anche da amici. Parlo anche adesso come una medicina. Ripeto ancora a tutti che se che cosa è pratico che potremo casa non più. Ma Ovidio, chi che ha fatto, lei che ha fatto il film? Non era il nome del muro più importante della casella del muro? Sì, ha fatto per caso del papà. E il nome del muro dove sono mio video? No. Avete le film Le capacità intellettuali. Sì, esatto. È un uomo di famiglia, ho capito. Caro Squaccetti, fin adesso fumo, è parlate del Maria del Serapia, non di E dei testimoni, signor giudice, lo hanno pochi, ma buoni, anzi, buonissimi. Gente che si imbriaga a mattina che a sera, ottata che ha solo bisogno di meschei. Allora, magna partico, di te ciacqui e te ragioni come un sgherro di 12 anni, un gruma peoci che non te fiarno. Magna partico è prima che ascolti e dopo te parli. Cancelliere, prego. La corte invita sul banco dei testimoni il signor Meni Parparego. Vediamo cosa viene fuori allora. Non mi sente. Carissimo. Oh, carissimo. Ci siamo già visti noi altri? Non so, No, mi sembra Vediti. e era un film. Questo. Oh, beh, dove vuoi da sentare? Qua. Bene, Lei è bianco, qua c'è il privilegio. Carissimo. Signor Meni, Come dica? siccome te continua a parlare dei migliaia di euro per del sottoparto un po' con chioma. Chi vede che cambia poco? Che bel lavoro, ma qua ragazzi, e il problema è molto semplice, perché queste robe qua non le sai mai è il bianco o il nero. No, delle volte che si anche il rosello, non capivo. Sì, se vedremo un'ora, dai, non si sta lì.
il bianchetto, sì, ecco qua, signori, va avanti, Mi verso Mario. sì, perché non moriremo di sete. Allora, ho fatto bene, un bel lavoro, tutte belle linee dritte. Evviva! E allora in linee dritte, le oblique. Se anche oblique, ma dritte lascio sotto passo. Dite dritte. No, ho fatto un bel lavoro, a cifra ragazzi, che aveva signora la cara. E se tutti con i skate, abbiamo sapere tutti dal turismo, sapevo. Che avevamo un paese che è pieno di turisti. Gente che va, gente che viene, non vi dico. Gente comunitaria e gente extracomunitaria. Dice che sul giornale era scritto che altro dicono che ne si arriva sie del novi, sapevo? Ah beh, ma uno sarà arrivato in omaggio, questo sembra. E i residenti erano talmente tanto contenti, una contentezza, che non c'è mai comitato festeggiamenti qua del Monsanto. A banda che era, però non trovava un posto dove metterli tutti quanti a festeggiare. È presente che il capanone che vi era all'incrocio, proprio quello che spulsava il fiato. E adesso c'è tutto modo. Io ho messo una sala a baio e avanti là a festeggiare perché gli era i piotti una volta. Sì, che era del tutto. Sì. Comunque, mi adesso voglio dire, quindi sono contento perché a differenza di chi che dopo dice no, non sia un bel lavoro, sta proprio un bel lavoro quello sottopasso. Perché con tutti quei 10.000 euro che devo ciappare, io ho dato talmente tanta pittura che il sottopasso si è fin stretto. Sì, però intanto che pitturavo, sai cos'è? Ho sentito che purtroppo pensi una roba che non va via tanto bene, sì. Vabbè, ciao, tondo. Sì, no. Salve, tondo. No, basta. Dopo. Insomma, ma bisogna stare attento a Calusa, il giudice, perché qua, se un attimo, perché c'è una banda dei cinesi, che si trio con i vecchi, si trio cercare di truffarli. Anche Berlusconi, guarda. Se soprattutto Berlusconi, poi non si più bombe nel Milan. E sai perché non si più bombe nel Milan? Perché i cinesi che hanno una sala a fare e gli vogliono comprare il Ponzano Calcio. E avevo detto il presidente Walter Lucchetta. Non sa fare che sa quanti scheghe dopo. E se la FIFA fatto a casa nuova, quei scheghe che ha ciappato in anticipo. A proposito del skate, a posto di farlo io, proposizione, grazie alla mentale, a toccatite, voi hai il rider, quattro proposizioni, 4 spiegati. I ragazzi, assiora me gaccia mammi. E ha fatto bene perché mi modestamente sono un professionista della pittura. Sì, la passa a morire. Escluso del peneo del cui non lo so. Perché non ti dici che sei tutte bare? Perché qua di ombre e se vede la sola, e se solo qui del graspa che ti ha rovinato, i pochi neuroni che il Signore ti aveva dato. Sì, perché in giro sa che azione Pia te aveva anticipato in skate a pitturare che a casa che ha trovato dopo che Cornelio Rescondone gli era sparito e che dopo gli era anche pignorato. Altro che 10.000 euro per il sottopasso, anche perché queste robe le decide per gli altri e se i vuole le fa, se no le fa a manco e il librista che non che sia altro. A me il librista, stai anche alla sua. Ma mi serviva per pagare i debiti che avevo in osteria, perché mi camminavo in osteria, no? E gli dicevo, mi dava un bianco per piacere, mi dava il bianco,
Dopo avevo voglia, mi scusa, mi non poteria, mi dava un altro bianco, mi dava il bianco. E dopo che era il govetto, lo so, non poteria mia, sai, mi dava il govetto, invece mi dava il govetto. Un altro bianco, non poteria, finché il barista mi ha detto, ma perché mi dice sempre non poteria, ciao, ho solo che €1, E ora, con tutto quello che avevo bevuto, insomma, per fine il premio del fedeltà sarà bella la mediana del Clinton, che adesso non va più di moda, sai, no, anche in America lo si vede. A posto sì, proprio a posto, e vaga a pitturare quel che vuoi, ma vaga via da qua! Non c'è niente, non fare fuoco. Forra! Ehi, no, piani, piano, sì, è umile, chissà quante volte te la portata da casa. Avvocato! Scusa, il vuoto bisogna rendere. Beh, porta via il vuoto! Anche te, ti vuoi piegare a vergognarsi. Peso del peso, una roba grande per finzitti che non ho nei contratti. Dove vuoi arrivare? Signor giudice, mi ero in completa buona fede. Non avrei mai pensato che fosse un elemento del genere. Comunque mi pare che avete anche idee ciate. Ma quasi tutti talmente in buona fede che brusare o non brusare un po' cristiano. Dove fa né caldo né freddo? Se si una bronza quarta squaccetti come tutta caschiera le pentabrose chi vola via dall'Europa, ma intanto se c'ha per 40.000 euro al mese che in busta paga come parlamentari europei. Quando tocca darmi ragione a Magna Partique, si vuole andare via dall'Unione Europea e dai un buon esempio e rinuncisca. Tanto il Parlamento Europeo non va mai. Ma adesso cambia tutto col referendum dell'autonomia del Veneto e così non corre più che le umane però, perché saremo padroni del nostro destino. L'importante comunque è che tu, nessuno escluso, si ricorda una roba, che quei doni sì, ma mone no, se non è. Caro amico mio, caro Manina, che c'è un problema che mi tocca pagarsi il referendum, perché il governo avendo ritirato di voucher non fa più il referendum dei voucher, mi tocca Un'altra addizionale. è un'altra addizionale. Io non ho il problema. A proposito del Mone, che è un testimone chiave a risolvere il dilemma del poco sì, poco no. Un testimone che dimostrerà che da magnadora del palazzo Madama deve stare al suo posto a colpa del che affiorerà. Lui anche me va qua. Cancelliere, prego. La Corte invita sul banco dei testimoni il senatore Casadei Vanilla. Senatore, No, vieni qua, senatore. Vieni qua, no. Vieni qua la mano. E vieni qua, siccome sei un senatore, ecco, se metta a che altri non vi avevo mai domandato, perché siamo tutti del paesino. Siamo tra le mani, ma è un prima del testimoniare e gada a giurare sulla nostra Bibbia. Prego, segretario. Allora, senatore, sul libro di Nembo Polo, Paderno, con San Paderno e Lingo, per paesi che si danno a mano. Giuri di dire la verità, nient'altro che la verità, solo la verità. Sapevole che la legge qua, anzi come dicevo gli altri, sapendo che una mano lava pianta e cose nuove, guardando disegni che si trovati che piove, e chi colpì pianse manco, so poco di Carlo Marano, che ha, giuro di dire, quel che mi fa di comodo dire. senatore Carino, sono le partite che ho fatto arrivare a casa. Buono. Buoni,
convenuti, sono venuto qua per ringraziare a signora Pia Locca in descondione perché per merito suo al Grecia del Senato a se ne sta a piena colma. Cattaria a signora Pia. Senatore, io che ben a me può fare le alte. Cosa vuole, Polito? Sì, e ancora grazie, perché dei promesse di qui che non stavano no, non si ricorda più nessuno, e si diventa aria fritta e non cambierà niente. Intanto con altri 30 anni e dopo si vedrà. E così, 990 parlamentari siamo e 990 restiamo. Noi siamo meglio degli americani, anche perché ne si qua una domanda. Chi che gana carrera, questa scusa, se tiende a stretta? Bella roba, John, bella roba, caro senatore, mi faccia capire, a colpa o il merito? Dipende dai punti di vista, sarebbe della signora Pia. Altro che pastine squaccenti, cosa che altro sganciare, cosa che altri lati, fanno gli diamanti, l'oro di Gomorra, o i soldi di Isole Cayman che doveva servire per comprare il Milan prima che arrivassero i cinesi. Ricordo a tutti che era una bella formazione del tutto rispetto sul fronte del no. D'Alema, Bersani, Berlusconi, Meloni, Salvini, Grillo, come un bel piatto di spaghetti a scogliera era. Come quello che avevamo mangiato ieri sera. Lo Agenti è il mio collega, il re del vitalizio, il senatore Trafegone dei Trafegoni, discorrendo del sistema proporzionale e di un nuovo poeta partito. Senatore! Ah, questa Repubblica Italiana è di riforme che non ne parliamo più, è torna sul stadio del Parlamento da dove che sei venuto. Cancelliere, lo accompagni fuori, ma fuori e si occorre anche energicamente. Ma come lo accompagna fuori la ingrassato dalla Roma. Però Marina, a proposito del referendum e delle riforme elettorali, ha una bella fantasia. L'Italicum, il Consultello, il Mattarello, il Porcello, se adesso facesse anche il Cultello, salvo che magnai. Ovidio, non si mi come cosa massa, ma pare che sia perché... non puoi parlare, non ti parti in mani che basta. Ogni giorno te ne sei una di nuova. Non si faceva mancare niente. Appalti, sanità, opere pubbliche mai finite, trasporti pubblici municipalizzati. Ecco perché a Roma la chiama città eterna, non è mai finita. E con 60 miliardi di euro comprai da assicurazione generale, adesso si facciamo solo. Perché se l'assicurazione generale diventa francese, l'Italia si trova in mezzo alla strada. Se è proprio vero, altro che il stabile, quasi il Porsche che non cambia mai. C'è sempre di qui quel che vuol giugiare dal dito da lupa. Dopo sta gran lezione morale, che cosa come torna? Anzi, ho visto una roba strana, non si come tu davanti, non si cambia gusti, come se non potrebbe fare molto in intimità, roba no? Calmo. Il fatto è che prima che a me assi scarico, che oltre che a sbussare io farò danno, ma lì là e era un bravo tosateo e ora volevo capire. E comunque non sta a farsi di meraviglia, mi sono sempre dei miei gusti. Però non vi sarebbe niente di male. E dice che è una roba normale per cantanti, stilisti, attori e pochi che si anche di altro. Guarda là poi il canto.
siccome che bisogna guidare macchine con le marce, adesso che si cambia automatico si diventa un appassionato per il femmine qual leva del cambio. Zonta che sei io quindi e siamo a posto. Scusate, a Siro Starla, che col bagare se mi piace la patata col butto. E poi, pianto che hanno certe famiglie, guardate che fine che ha fatto Corona. Piano. Guarda che adesso gli chiama transgender, caro Magna Particole. E comunque, se tu dicevi, gara sono un video che da per oggi, siamo tutti più emancipati. Sì. Adesso da fatto la legge sui unioni civili, siamo più moderni, in teoria però, perché il problema è che siamo talmente avanti che torniamo sempre più in rio. Guarda tutti i casi di femminicidio, che vergogna, che schifo, altro che ciappe, quella sì che se ne butta piaga. Ma se è una piaga, è vero, è una brutta piaga. Tutti i giorni, tutti i giorni. Ed è vero che si può provare ad emanciparsi, ma che c'è ancora tanta gente gresa, maleducata, che non vuole accettare questo dato di fatto. E se vedono adesso che queste 9 coppie, se resta sempre un po' così, anzi, ne piglio un po' così. Mi si capita anche di difenderne una dove a braccetto dalla faccia un campo. Un pastore tedesco, una bestia bellissima. Ma vero, una bestia. Se arriva a notare che Baluffe sono brutte persone che cominciano a offenderli, dire tutto, sono proprio brutte persone. Finché uno dei uomini non mi ha fatta più, è arrivato il campo. Bobby, attacca! E il campo si carica, e fa, abau! Ascolta, signor giudice, a proposito dei maltrattamenti, a difesa che ha due amiche di Azione Pia e vuol dire come che era veramente con quel delinquente del suo marito. Prego. Cancelliere, passa il suo dovere professionale e basta, anche perché la parte che devi adesso. Magna Particole, se vedi che domandi a sua sorella, la baronessa Augusta Pompidia, se mi sono solata. Ed adesso una bella presentazione per due bellissime persone. La corte invita sul banco dei testimoni le signore o signorine Memma Piorrea e Mima Petemenia. Buonasera, avanti a poco. Le sedai perché sennò finivo il mio processo. Care signore, benvenute e con teme a verità su come Cornelio Despondione trattava, vorrei dire maltrattava con la signora qua. Un asino, un scansafatiche. Un asino, un scansafatiche. Un Lazzaro, uno che non ha mai fatto niente in vita sua, niente. Uno che l'unico mestiere che ha imparato, a parte quello di andare a rubare, è stato quello di imparare l'arte sotto le rossa. Ogni chiasso. Ma non arriva a spasso. Pretende che andasse sempre tutto bene, portare a casa neanche adesso e rubare quei pochi schei che acciappava andando a servire mi faceva tanto peccato quella, ma era innamorata da che l'uomo. Santo Memma, mi ha confidato una roba una volta. Mi ha detto che una sera, mi ha detto a Cornelio che mancava il feeling, dove io ridò. Tanto cos'è che ha risposto lui? Va a vedere nel cassetto delle medesine,
Cari fiore, cosa mi diceva del fatto? Fazia da mangiare che bobe, perché i lavarotti e non li mangiava neanche i gatti selvaggi che girava a casa. E dopo che a fiore aveva terminato il notaio di Ruga, abbiamo finalmente capito perché il padre vive sempre qui. I gatti per tutti, per carità, basta. Ma quello che non sa neanche quel che dice, è se io caro spuaccetti. E hai un po' un cadavere con casi di uco intanto per fare il pensamento. Se gatto in cartà, parmite, gambi, te pieno del pacciolo. Ma ne partico è tutto come gatto. Non te mi vini attorno come un fullo dato, ma con. Va bene, ti dico una roba, lui portava a casa i scarti dei ministri cinesi buttati in scarica. Gli era da castigare che è nato da un cane. Gli era veramente no. Ma la sera, quando si era finalmente reso conto di quanto ludro che gli era, allora ha fatto non sapere feste. Agaccia masso, barba porcalotta, e mentre che dormia, regalava una passata a liscia col bastone e lui si scampava e si è fatto pivera. Ecco, magna partico il parquet della via da casa. E io ho detto che era tutto collegato. A tuo cliente era a una vera matrona malefica, a vera regista di chi chiamava papà e case. Che ha proprio ragione i nostri vecchi quando che dire che in una casa una femmina di buona parte fare una famiglia. Magna partico La verità è che ti sitti e il filibustiere. Mi? E altre sapevo che te sei l'avvocato del Cornelio. Te sì un disonesto. Guarda, sapevo io. Oltraggio alla corte! Oltraggio! Lo manda fuori! Fuori le pare! Oh, sta mio toccarle, amico! Amico! Sta mio far scherzi! Le accompagni fuori! Ecco per perché se no non più... Ecco! Magna partico perché non ti dici che prima di andare sempre peso, giù di queste strade, pieni di locali non capisci? Pensate che il nostro comune dovranno aver tagliato altri 400.000 euro. Senza parlare della sicurezza, a gente che ha paura, ma qua in Emile, se buoni va che non abbiamo peso, l'hai tenuto per strada, è un capito però. Ma che dettagli? Tu perso la lingua? No, sono io a pensare. A che medesine che ti dà fatta diventare così maturato? Che magna partico il dottor, fra poco arriva, anche a mazza che arriva, quello è vero! Sì, ma portate direttamente all'euro. Ascoltami adesso, te parli tanto, ma colpe, assicurativa, non te viene da. Per quanto riguarda i skate, chieda te, che se da una parte lui viene da che altra parte si gira arrivare. Intanto quelli delle cave, 230.000 euro di interessi bisogna che sente fuori, dai multe per quel che gascava in più. E dopo che si sempre qui l'imposta del soggiorno. Ma tasi, che lettere vuoi gare a tanta roba grande, tanto grande. Ad esempio, mi parla dei altri paesi, ma siamo altri per col deficit più alto di tutti. E che abbiamo 7 milioni di cristiani che li mangiano una volta al dì. E perché non ti dici che per colpa di gente ormai di sentimenti come te se potremmo diventare un popolo sempre più bauco e ignorante? Secondo te, mente sopra fina, ma piena e paraffina, ste robe più grandi di noi altri, sarebbe colpa della via locale? Adesso mi pare diventai do filosofi. Dov'è il filosofi? Se manco di niente, fulgido esempio di processi non fisse mai. Treviso stamattina, prima in classifica, siamo ultimi. Ultimi dei ultimi proprietari, proprio sono rimasti giusti. Se io fa mia, è molto disponibile. Vuol dire che sembra... No, ma dopo finire il processo per fare penitenza, reste qua, vedo una nuova telenovela.
Il segreto! Fermi! Ma ne apro e consapero! Ma sul giudice, sì, e voi unici a non averla, bisognava farla, e mi pare che sia venuto fuori un bel lavoro. E da cui poi è successo prima di attaccare. Un video? Ma sei proprio sicuro? E ciò. E ha dato a tutti la possibilità di quello che pensava, e dopo ha deciso con tanta democrazia. Guarda un video che forse non sembra andare proprio così. Per me non ti sembra tanta giornata. Perché prima l'ha messa su e dopo, come che si dice a piatti lavai, gli dà mai la situazione. Comunque, a chi che lavora per il bene del comune di Consano non sembra giusto rompere i toni. Ma sarebbe tanto giusto essere considerati tutti in stessa maniera. Scheda il turismo o non scheda il turismo, perché un po' fortunati, non così nessuno invidia, se stai, non gli era mai capitato che a Consano una situazione appena nata portasse a casa un bel calo di morto di schede. Che razza di incomprensione, che brutto che devo capirte. La verità è che affiora là a causa di tutte queste incomprensioni. Areo, non sembra una telenovela questa. È il giallo, basta che te pensi a Vittoria della Vetrina Tivera de Nadal, sondaggio su Facebook, molto democratico come i 5 Stelle. Ma chissà perché si andava a finire che c'è sempre roba in famiglia, e sarebbe colpa della signora Pia? Ma come che te parli, che si dio farmi venire il favoro? E mi te faccio visitare dal mio prossimo testimone. Stavolta che avevo badato, che avevo chiamato un luminare per fare la perizia, per vedere se era o non era normale, se era capace o incapace di intendere e di volere, perché avevo cavato anche un futuro. Prego, cancelliere. Il pubblico ministero invita sul banco dei testimoni uno dei più grandi luminari della storia della medicina, un nome, una garanzia che te tribui tanto e sempre comunque te credi, l'esimio professor Tony Calvario. Guardate che ne sia uno che fa visite compiacenti, magari fai assicurazione, non avevo mia bisogno, perché si sa che basta. Da nuovo è un testimone a se lavorare, guardi, io ho bisogno di un bel pugante, magari un poco di bel saldi canali. Dopo te vedi tu. Buonasera, ma non mi eravate di se permettete, signore e dottor qua, sono altro che saldi canali, una bella supposta grossa e dolorosa, e perché brusa, e che si hanno sapevo cosa bisogna adesso è il raddoppio dei tasse dell'acqua, l'aumento della luce, l'aumento del gas, l'aumento della telefona, allora mi veniva l'aumento dell'autostrada, e poi finire l'aumento dei fuati. E dopo, signori e signori, con l'IRPEF regionale per la Pedemontana, con voi! Fammi chiudere. Perché è un poco che ho un dolore, una gamba che è parte della quale mi dico caro mio dolore, sempre dolore, perché caro del mio, come te donato Aumento di rotture di anima, qui piove che vuol, a moglie che vuol, a suocera che vuol, tutti che vuol, a sedura se a sedura qua. Ciò si giurò di morale. Mi penso di avere una bella cura per te. Dimmi. E ciò, un bel voto di proseguo.
E se per caso una fibra non avevo il vino, dottor? Ah, e ora qua te fa 3 bei gotti di marlato bei colmi. E se ti viene in mente che prima andava meglio, te lo diamo un bel bicchiere di rosé. Dottor, quando mi viene l'ansia? Oh, quando viene l'ansia, caro, te fa un bel quarto di vertuso. Ansia moga. Non mi fai ingagliare su 2 Oh, caro, 3 grotti di pinot grigio e 2 di raboso. Se per caso non te dovessi fare a casa. Dottor, mi scusi, e mica sono sempre da solo? Ah, partivo una richiesta speciale. Sta dentro, qualsiasi tipo di vino, anche torcio. E dopo ti dico un'altra, perché caro, vinceromo, domo, petero, pitero. E cioè? Un bicchiere a volte se non te Caro avvocato, ho guardato prima, non vedo tanto bene. Mi doveria caro di fare una bella visita. Certo, vado avanti. Grazie, dottor. Questo E se vede qualcosa. è una pura esperienza. Aspetta che vado a tornare ferri, te dico. A voi viene Sta zitto da che vi sia come avevo preparato a patare la rame. Quello. No, c'ho, e ho tutti gli strumenti in memoria. Guardami qua. Capito che te lo veda. E ora mettete in schiena che adesso te vari i polmoni. Lo strumento americano si chiama la calciolite. Respiri a fondo. Ancora a fondo. Boh, qua. Digi 44. E devi passare ora. 44. Ah, signora, lei non è mai no. Te lo sale, capo chi tu. Che adesso, milione che ti pagava a comprare. Bene, vuol dire. Girate pure qua. Te dà un pià di come... Ciao, dottor. Abbiamo capito, no, perché lo prima tutto di aspettare. Un piano con giù di vite. Siamo sicuri che... Comunque non niente, adesso mi vediamo anche mi vorremmo perché bisogna fare tutte le robe sul posto. Un momento americano arrivato ieri, tutto si chiama conforme. Vedete bene e ora pensa che non sbaglio, per qua misureremo a minima, quindi è mano dritta qui, capisci? Sì. Là, giuntamente e là, là, giù. Al massimo si dà qualcuno le vicine. Sì. E con la che vedevo, metto a mano, che muore, vai, parete te,
mangiata. Se poi pensate che poi andate di qualcosa dove non te muori. Guarda, se si tranquillo, te lo dico che sia tutto. Aspetta che metto i ferri perché a me da lì a poco, se va avanti che abbiamo un po' da sapere cose che si dicono. perché i ferri perché ho fatto un debito. E stai attento caro scienziato, pochi ciance qua, a sciolapia, sia normale o no? La terapia, è altro che normale, a repisare un pezzo, anzi, una misata, altro che la lingua tanto lunga. Senti, dottor Del Tito, cosa vorresti tu dirmi qua questo discorso? Perché sa tu caro, hai capito? È un po' esoso, ma dopo ho detto per vita. E comunque la terapia è capace di intendere e di volere. Attento bene, volere anche i propri apponsanti. E dopo che toccherà a Marengo, che a Balernia sarà A proposito dei migranti, c'è proprio una roba ciò. Una volta bastava andare nel paese vicino e te batteva perché siete che portavi via le molose. Dopo che avevo perso la guerra si andai a lavorare in giro per il mondo e in Germania prima di andare dentro e ne faceva quarantena. Aspetta, siamo tornati a casa e qui schiavi via si siamo fatti la nostra casetta e la famiglia. Dopo si arriva ai teloni e che avevo trattati male e non volevo neanche parlare insieme. Adesso che ci sono pochi dei milioni di persone che fraca va arrivare in un posto meglio di dove chi sei e dopo ti vieni aspettati di cosa sei in Ungheria. Ma per ora sono stato io, così una volta muri o non muri. Ma vedo quando io che fine che fa tanti di chi cosa è te là, visto che il 15% sparisce. Ed è qui che viene su per i nostri 10% sparisce, che fine fai? Lo domandiamo. E poi un governo fatto 60 anni nell'Unione Europea. La Germania che ha vinto la guerra continua a dire no tutti schieri senza fare un morto. La Germania che a volte ci mettiamo a posto con i conti, di Cavaranca ha ragione, ma che ne dà una mano su sta apocalisse neanche a morte morire. E intanto i viva e che c'è paura vera, tanto vera di attentati da una parte, ma anche tante massa parole da campagna elettorale da chi altra, soprattutto da chi che comandava e ha fatto nei piedi manco di quelli che fa adesso e magari non mai che incisa a pregare. Scusate, ma mi sono del turno o del notte? Ed è vero che stasera si lavora un'ora in manco perché passiamo l'ora legale. Ma buona abbiamo scelta mica per partorire stasera. Una musetta? Ma io sei un dottore o sei un'altra roba? Ho paura di sapere perché non ti soghi via il pito e a ciapà a pira proprio sulla succa e questi sei i risultati. Sei proprio il dottor giusto per visitare Spuacetti, mancava solo la prostata che non ho visto. E io che non mi certo, è molto attento con me. Perché questo mondo non è uno. E dalla ragnata stanotte non a curare un imbriaco come uno, a disintossicare uno, e beh, grazie a Martino Pira. Bella roba, ciò, bella cura. E si proprio scienziato se come dargli la baia del zucchero diabetico. Sempre devo ottenere. Poi, Gaspar del figlio e del dolci, non te hai poi. Mangia particole, non te cari rispetto delle neanche del dottore. Non te ho mai visto così rabbioso. Mai. Sta buon, tra te e il dottor siamo in presenza di bei fenomeni da circo qua. Basta, te che meglio, stai più prendere via quelli che parlano comodo. Non è vero, dottor? Una volta nei voi stranieri, un'altra volta non aveva bene italiani. Dite d'accordo col prefetto, e di dopo no. E domanda l'intervento della prefettura. Decidete no, Marcon. E dite si compagno con quei personaggi che
salta fuori solo quando chi è amministratori e dopo non si vede più e non, se non fa un'altra campagna elettorale e del paese per 5 anni gliene importa ben poco, altro che assiografia, sempre colpa sua qua. Indifendibile, guarda che è pericolosa, detto diventerà una piromane. Intenzione pochi giorni prima cacciata fuori il capanon dei popani e dopo quello di Piotti. Quanta paura, che razza del Gubarata, una paura di dolore. Appena andai fuori i Piotti e subito che ciappa fuori uno dei campanoni e a colpa seria sua. Tua e basta, e guarda il grande ministro Poletti, di punto che sia veramente poca che impara le arti sui giovani. Picche grado e me fa grosso intanto. E dice che sì, pochi dei giovani se andai a lavorare fuori dall'Italia non avevo perso niente. Altro che devo mandare scusa in un paese normale e saria da casa, ma in Italia qua va sempre ben tutto. Dio sa che qua non si mette mai in turni, ma che problemi ti fa tu? Intanto sanità va sempre peggio per i posti ospedali, ma 97 milioni per i gol. E il governo li aveva anche approvati. Ah, mi parendo uomini che se Dio giocare a carte dove te vince chi che siga te più forte. Fermi. A proposito di carte, cartine, cartoni e cartacei, prima vennero talmente gatti per dare all'avvocato della difesa sta roba qua. Guardate. La polizza vita. La SPV, e vede Roma e Non c'è di particolare. No, questo. Leggi e impara. Ma cosa sia? Ma cosa avanzi? Da me. E sarà te che ti avanzi qualcosa caro. Visto che a signora Pia ha una polizza vita di quei a Roma un uomo che aveva fatto una femmina qua una femmina che aveva fatto un uomo e adesso sai cosa che ti dico che te mi ha stufato ma te mi ha stufato forte perché mi caro secondo me a chi ti manca un voglio anzi peso che a volta i gagnati di salto. Signor giudice, io non so niente, mi sono estraneo. Questo è un trabocchetto e anche se fosse, e se robe private. Anche qui come quella di Roma che non fa niente. A tuo cliente ha portato qua all'inferno e noi altri non potevo permettere. Il nostro paese va in disgrazia per colpa dei cazziglia. Che avevano da farla finire una volta per tutte. Giudice, cosa si poteva aspettare? alza il microfono intanto perché mi sentite su. Calma, caro amico mio, che avevo capito a vostra prevaricazione, che avevo capito. Io sono sempre augurato. Sì, beh, giustizia ciò. Farle comodo e altri tromboni, perché avete scontato di tutto e di più. Così non va mio bene. Segretario, non so se la giuria popolare l'abbia fatto, se appunta sentenza, la giuria che ha deciso in giustizia. La giuria ha deciso. Io tutto che mi ho sperimenterà. Chi ha bisogno di fare una visita, mi sono qua. Comunque, guardi, allora è comune, poi proprio comune. La giuria che ha deciso in giustizia. Ha deciso in giustizia sul giudice, perché per come casea mi sembra anche ben professionale. Meglio di un vestito fatto un sabato. In piedi per la lettura della sentenza. La giuria popolare di Paderno, Marlengo e Consan che sta su una mano. Ascolta quello che si è venuto fuori stasera, visto quello che si sta mostrando.
siccome c'è ben che la gente a se parla e che robe non venga fatte le scongioni, siccome c'è ora che la gente a se metta d'accordo invece di perdersi in ciabe d'Australia, siccome c'è massa comodo dargli a colpa sempre a che altri e magari sfondarsi da drie un poco, condanna il marito della vecchia e il signor Cornelio de Scongion al carcere a vita, a pan e acqua, incaricando il voglia di trovarlo subito ed affidarlo all'esimio signor Scipione delle Lance, procuratore delle carceri criminali, buttato via e ciale da terra. Giudica a vecchia la signora Pia Locco in Scongion non colpevole dei colpi che gli aveva dato e ne determina la scarcerazione alla fine di questo processo. Mamma mia, la rivoluzione, mamma. Questa sera siamo una ironia, finimo corta, una vera massima. Benedetto colui che ha imparato ad ammirare ma non ad invidiare, ha imparato a seguire ma non ad imitare, ha imparato a lodare ma non a lusingare, a condurre ma non a manipolare. Perché ente palio, ieri, oggi, domani, male non fare, paura non avere. Grazie e buonasera. Gli attori e poi ascoltiamo questa magia. Io devo ringraziare due persone che non ci sono per malattia, una Wilmer Mareschi che si è spaccato la tibia veramente e l'altra Adriano Gaio che sapete convalescente non è importante operazione ma sta è un leone che mi verrà fuori alla grande. Un applauso a queste due persone. Per sostituire Adriano Gagno, suo figlio, un grande Sebastiano Gagno, grandissimo. E poi alla console Bruno Geromini e una giovane ragazzina che si chiama Giulia Lucchetta. Grazie. E ora i voti di comparizione. Lo zio d'America, lo zio Sam, Enole Stefani. Per antonomasia, un grande Luca Piano, veramente governo e poi è il pittore dei pittori, un grande esperto di calcio, Benedetto Cavallini, e poi il senatore Casanello Adilla, in arte e nella vita, Daniele Zago. Marzia Povegliano e Federica Solico. E adesso il ministero più bello e più bravo di questo paesello, Mattia Brentani. E ora un grande applauso a un signore che ha scommesso con noi tutto perché abbiamo provato alle 7 ragazzi, alle 6. Un signore qua, Gabriele Benetton. E ora il più grande dei medici, dottori che l'universo montanese possa avere, Luigino Zannatta. Iseo Geromini e Paolo Panziera.
Tu accetti Giovanni Germini. Lei ha vinto, lei venga su questa signora, scopriamo chi si è prestato a Falareggia, voi vedrai che è impossibile, vediamo chi è questa signora che ha fatto tanta fatica.